Castelnuovo del Garda, 33enne uccisa dall'ex compagno arrestato poco dopo dai carabinieri. La donna massacrata con un numero smisurato di coltellate. L'assassino aveva il braccialetto elettronico ma se n'era sbarazzato. Un uomo violento e pericoloso, il 41enne, era già stato arrestato ad aprile per aver picchiato brutalmente Jessica, tra le accuse anche quella di aver violentato la sorella di lei. Per Jessica l'incubo durava da tempo, il racconto dei vicini, la vedevamo piangere, voleva scappare ma non sapeva dove andare, rabbia in paese. Dopo 27 anni la Procura di Rovigo ha ottenuto il rinvio a giudizio del presunto assassino di Elisea Marcon e della figlia Cristina, massacrate a bastonate nel loro bar a Rosolina nel 97. A processo un 48enne cieco, il movente rubare 400.000 lire. L'omicidio di Dolores Dori si è costituito dai carabinieri di Brescia. Roberto Held, il 40enne consuocero della donna uccisa a colpi di pistola lo scorso 2 ottobre. Continua a suscitare indignazione il blitz dei Propal a Ca' Foscari, dove hanno impedito di parlare all'ex deputato figlio di uno storico testimone dell'Olocausto. La Corte d'Appello di Venezia accoglie il ricorso presentato dal candidato presidente della lista Popolari per il Veneto Bui, che torna ufficialmente in campo per le regionali. Vince la democrazia, il primo commento soddisfatto. Buonasera e bentrovati, eccoci con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Innanzitutto, prima di passare alla cronaca, vi sottoponiamo il sondaggio che è strettamente legato a quello che è il nostro tema di apertura. Donne e violenti, niente braccialetto ma carcere immediato? Vi chiediamo questa sera l'opinione su questo quesito che, come detto, è strettamente legato al tema di cronaca di oggi. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Sul tema femminicidi torneremo poi nel corso di Ring e vedremo anche la vostra opinione, ma andiamo ai fatti purtroppo che arrivano da Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Ancora una donna vittima della violenza di un uomo che diceva di amarla. Jessica Stapazzolo è stata massacrata a coltellate, il corpo trovato dai carabinieri che hanno arrestato il compagno dopo che lui stesso li aveva chiamati dicendo che si sarebbe tolto la vita. Ma perché sei ancora qua? Torni ancora qua? Sì, mi fa ma cosa vieni a fare qua? Gli ho detto io, ma guarda che la prossima volta non lo so se ti va bene, non venire più qua, no, basta venire qua, cosa fai qua? Gli ho detto. E lei? E lei mi ha detto, ma non so dove andare, non ho nessuno. Hai la mamma? Gli ho detto, vai dalla mamma e non posso, ecco così. Ci aveva provato la vicina che aveva più volte chiamato i carabinieri come tanti altri qui in via Silvio Pellico a Castelnuovo del Garda. Jessica Stapazzolo, custodio dei Lim, 33 anni, cittadina brasiliana, aveva anche denunciato Douglas Ries Pedroso, 41 anni, anche lui brasiliano, l'uomo con cui aveva da tempo una relazione. Dopo l'arresto, il 21 aprile scorso, al termine dell'ennesima violenza nei confronti di Jessica, gettata a terra, trascinata per i capelli sull'asfalto, colpita con pugni al volto, al collo e al viso con la chiave dell'auto, il suo carnefice era stato ammonito dal questore di Verona e per questo aveva un divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico che si è tolto e non è stato ancora trovato. Lei stessa aveva un apparato ricevitore da usare in caso di emergenza. Non è bastato. L'avevano vista anche poco tempo fa i vicini in questo appartamento al piano terra di un condominio tranquillo. La porta adesso è sbarrata e il dolore è forte tra chi non si era voltato dall'altra parte. Quelle volte che sono stati chiamati i carabinieri sono stati chiamati appunto perché si sentito urlare dalla casa. Basta, smettila, poi sentivi magari le porte che venivano tirate, ecco, queste cose qua. La vedevamo qua passare, detto sinceramente, magari vedevamo un gesso, una volta c'è stata una giornata che abbiamo visto un occhio nero, così non... E voi le chiedevate spiegazioni e lei cosa rispondeva? Sviava, cioè è stata, non io personalmente perché io abito in un'altra scala, ma so di signori della sua scala che magari gli hanno detto guardi, cosa è successo? No, sono caduto dalle scale, no, mi sono fatta male a lavoro, così. Pensavamo anche sinceramente si fosse magari risolta la situazione con l'intervento delle forze dell'ordine. Non è bastato. Jessica è morta massacrata da un numero imprecisato ma comunque smisurato di coltellate. È stato proprio il compagno a chiamare il 112 intorno a mezzanotte. Ha chiesto aiuto per la sua vita e ai militari ha fatto missioni informali di quello che era accaduto. Una condanna per rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza, sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti, lesioni volontarie in danno della compagna tra agosto
agosto 2024 e aprile 2025, la Procura di Verona aveva chiesto il rinvio a giudizio nei suoi confronti per l'accusa di violenza sessuale verso la sorella di Jessica, ma Jessica tornava, racconta la vicina. Ma quest'estate io la vedevo lì sul terrazzo, perché vedi sul terrazzo che non vedi più niente. Sì. E allora non è che vedi tanto, però li sentivo io da sopra, vedevo qualcosa. Ma se erano carini, si baciavano, tutte quelle cose. Quest'estate? Sì, e mi sembrava che andavano d'accordo. Se la sentiva la vicina, persone riservate, racconta, Jessica in particolare cordiale, ma forse si sentiva in trappola. Jessica era anche mamma, il padre della sua bambina da qualche mese aveva ottenuto la custodia esclusiva, tanto che la piccola non viveva più lì. C'era la bambina fino a poco tempo fa qui? Sì, 5-6 mesi fa più o meno, se non sbaglio, adesso non so proprio il tempo. So che è stata portata via, che è stata portata via, perdonatemi, è stata ridata al padre con l'affido completo. E per fortuna a questo punto mi viene da dire, perché non si sa come sarebbe potuta finire con la bambina in mezzo. L'uomo adesso è in stato di fermo. Del braccialetto elettronico non c'è traccia. Il dispositivo di Jessica è stato trovato nascosto nel garage dell'abitazione della madre della donna a Ponti sul Mincio. Misure che non sono state sufficienti per salvare Jessica Stapazzolo, morta sotto i colpi del coltello ritrovato nell'auto del suo carnefice. Nel condominio di Castelnuovo del Garda al lavoro i carabinieri del RIS, da stabilire il giorno e l'ora della morte che secondo il medico legale sarebbe avvenuta 24 ore prima del ritrovamento del cadavere. Più volte i carabinieri, lo avete sentito, erano intervenuti in via Silvio Pellico, sotto shock molti vicini che raccontano quanto hanno visto in questi mesi. Lei ha visto proprio nel cuore della notte una donna che scappava? No, era già scappata e sentivo che piangeva questa donna e delle persone che erano probabilmente lì in casa con questo tipo la chiamavano. Allora lei è venuta giù da quel prato lì, perché io ero su Poggiolo che guardavo praticamente, e piangeva, l'ha caricata in macchina e l'ha portata via per mettere in sicurezza, credo, ecco. Dopodiché ho sentito che c'era stata questa lite, sono venuti fuori i carabinieri, il giorno dopo anche, e dopo non ho più sentito niente. Anzi, chiedevo alla signora che abita lì, che la conosco, che ha detto, gli diceva questa, perché non te ne vai via di casa? E questa qua, dove vado? Dove vado? Perché questa qua ha detto, ti fa fuori prima o poi. Infatti, ecco qua. Anche a dicembre era accaduto un episodio di violenza, raccontano i vicini sotto shock. Sono intervenuti a dicembre perché abbiamo chiamati noi, perché si stavano picchiando, urlavano come dei pazzi e quindi lui ha anche minacciato i carabinieri, era torso nudo, era ubriaco e c'era lei in casa che non usciva perché aveva paura. Cioè era qua fuori per quello che è successo. È l'unica cosa che so. E basta. Io lei l'ho vista perché comunque la strada è quella, li vedi le persone, quindi era una bella ragazza anche. Sono veramente sconvolta. Cosa prova adesso? Rabbia, perché non è possibile, non si può andare avanti così. E dopo 27 anni, pensate, la Procura di Rovigo ha individuato e ottenuto il rinvio a giudizio del presunto assassino di 2 donne, Elisea Marcone, originaria di Paese, e la figlia Cristina, massacrate e bastonate nel bar Ai Casoni che gestivano a Rosolina il 28 giugno del 1997. Davanti alla Corte d'Assise di Rovigo il 13 marzo prossimo inizierà il processo a carico di un cittadino ceco, Karel Dusek, 48 anni, che avrebbe assalito le 2 donne per rubare 400.000 lire dalla cassa del locale. Dusek risulta irreperibile, a piede libero dal 12 ottobre scorso in Repubblica Ceca, dove era stato scarcerato per un altro reato. L'udienza preliminare con l'imputato in contumacia si è svolta oggi davanti al GUP di Rovigo. L'identificazione di Dusek è avvenuta tramite l'incrocio del DNA raccolto all'epoca sul luogo del delitto ed esaminato dal RIS dei Carabinieri di Parma, che ha trovato il match positivo con il profilo genetico dell'uomo. L'omicidio invece di Dolores Dori, continuiamo a parlare di donne, si è costituito ai carabinieri di Brescia Roberto Held, il 40enne consuocero della donna uccisa a colpi di pistola lo scorso 2 di ottobre.
Dopo quasi un mese si è costituito nella caserma dei Carabinieri di Desenzano del Garda l'uomo accusato di aver sparato e ucciso Dolores Dori, la 44enne Sinti di Camponogara che insieme alla mamma e al figlio 16enne era andata a riprendere sua figlia nel campo nomadi di Lonato del Garda lo scorso 2 ottobre. Si tratta del consuocero della Dori, Roberto Held, italiano di 40 anni. Ricercato da settimane, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri, dove è stato sottoposto a fermo e trasferito nella casa circondariale di Brescia. Intanto, nei giorni scorsi si è svolto a Camponogara il funerale di Dolores Dori, una cerimonia silenziosa e controllata, officiata all'alba al cimitero perché non si creassero problemi di ordine pubblico e supervisionata dalle forze dell'ordine in divisa e in borghese. La 44enne è morta la notte del 2 ottobre scorso, quando, accompagnata dalla mamma 59enne e dal figlio, entrambi in custodia e in carcere, aveva raggiunto armata il campo dove stavano i consuoceri, aprendo il fuoco per portare via la figlia, fidanzata con un giovane del clan considerato rivale, contro il volere dei genitori, Dolores e il marito. È scoppiata una sparatoria e la Dori è morta alcune ore dopo in ospedale. Voltiamo pagina, è diventato un caso nazionale il convegno di Ca' Foscari in cui i militanti pro-Pal hanno impedito di parlare all'ex deputato PD Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele. In meno di 24 ore il convegno sulla tragedia di Gaza impedito a Ca' Foscari da manifestanti pro-Pal è diventato un caso nazionale che ha scosso il mondo politico e convinto il ministro dell'Università Bernini ad annunciare la volontà di venire a Venezia per riprendere il dibattito interrotto. I manifestanti scandiscono fuori i sionisti dalle università, ma tra i cori della cinquantina di manifestanti si intuiscono anche riferimenti a Piazzale Loreto, mentre qualcuno mima con la mano il gesto della P38. La contestazione ininterrotta all'auditorium di San Giobbe ha impedito a Emanuele Fiano, già deputato PD e presidente dell'associazione Sinistra per Israele Due Popoli Due Stati, di prendere la parola all'evento organizzato dall'associazione studentesca Futura. Noi siamo particolarmente sconcertati proprio perché non c'era volontà di dialogo. Quando i contestatori sono arrivati hanno fatto di tutto purché l'onorevole non potesse esprimersi, non potesse parlare. Mi è stato detto che purtroppo con i sionisti non si parla e che non c'era appunto volontà di dialogo. Il dibattito è impossibile, l'incontro sul Medio Oriente non può avere luogo. Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato a Fiano per esprimergli personalmente solidarietà e proporgli di tornare insieme a Ca' Foscari, una volontà che il ministro ha espresso anche alla rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lipiello. La nostra università è un luogo plurale di incontri, di confronto, aperto anche ai temi più complessi dell'attualità. Respingiamo fermamente ogni forma di prevaricazione, condanniamo l'intolleranza, promuoviamo l'ascolto e operiamo per costruire ponti di pace. Emanuele Fiano ha lasciato Venezia profondamente scioccato. L'ultima volta che hanno espulso un fiano da un luogo di studio, ha detto, è stato nel 1938 con suo padre. Era l'Italia fascista delle leggi razziali. Sono scosso, non è stata una bella cosa e poi ho una storia familiare molto segnata e quindi che non mi facciano parlare è una cosa che mi turba molto. La segreteria nazionale del Fronte della Gioventù Comunista, tra i principali promotori della contestazione, parla di un clamore mediatico costruito artificialmente col solo obiettivo di distorcere la realtà. La Sinistra per Israele, si legge in un comunicato, è evidentemente disabituata a rapportarsi con un'Italia che in larghissima maggioranza non condivide le sue posizioni filo-israeliane. Le elezioni regionali adesso, la Corte d'Appello di Venezia ha accolto il ricorso presentato da Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per Popolari per il Veneto, riconoscendo la piena regolarità della documentazione depositata e consentendo così al movimento di proseguire ufficialmente la propria corsa elettorale. Una vittoria della democrazia e del buonsenso, ha dichiarato Bui, è stata riconosciuta la correttezza del nostro operato e soprattutto il diritto dei cittadini veneti di poter scegliere liberamente chi li rappresenterà. La nostra voce torna in campo più forte di prima. Non ci siamo mai fermati, ha proseguito Bui, perché sapevamo di aver agito nel rispetto delle regole e con trasparenza. Ora ripartiamo con ancora maggiore convinzione per un Veneto che protegga la sua terra, valorizzi il lavoro e metta al centro la persona.
Coup de théâtre invece del candidato presidente Alberto Stefani. Ieri sera il K3 di Treviso ai candidati consiglieri ha consegnato un vademecum in 5 punti. Sentiamo cosa conteneva. I veneti sono persone pratiche, non amano le polemiche, non amano gli attacchi. Alla rabbia e agli attacchi noi rispondiamo con risultati, con proposte, con idee e con un progetto serio per il nostro territorio. Non sono stati scritti sulla pietra, ma poco ci manca, i comandamenti del leghista veneto perfetto, 5 punti che per Alberto Stefani, candidato presidente del centrodestra, sono irrinunciabili. Il vademecum, per qualcuno una sorta di galateo politico-elettorale, è stato enunciato al K3 alla presenza dei candidati, tutti schierati per la photo opportunity, ognuno ha avuto la sua copia. 1. Massima trasparenza. 2. Rispetto e correttezza. 3. Contatto con il territorio, il che significa gli incontri periodici nei territori, che non devono avvenire soltanto in campagna elettorale, ma devono avvenire costantemente, soprattutto dopo, quindi 2 giorni alla settimana dedicati interamente ai cittadini della propria comunità, del proprio territorio, alle imprese, alle associazioni, a tutti coloro che vorranno confrontarsi con il consigliere regionale. Ma soprattutto il leghista di nuovo corso deve dimostrare compattezza, non cadere nei tranelli di chi vuole farci apparire divisi. Testuali le parole, stop anche alle provocazioni di chi cerca lo scontro solo per ottenere visibilità. Non dobbiamo cadere in provocazioni, in sterili polemiche, ma dobbiamo confrontarci tutti i giorni con i cittadini e parlare di quello che vogliamo dare e fare per il Veneto. Queste sono regole che abbiamo voluto dare ai nostri candidati per garantire al nostro territorio il futuro che merita. E tra i colonnelli leghisti al K3 c'era anche il capogruppo uscente Alberto Villanova, uno che i toni li sa accendere. Quindi una campagna elettorale democristiana. Vi chiedono una campagna... No, democristiano no. Io credo, insomma, per quanto mi riguarda sarebbe abbastanza difficile, però insomma di stare all'interno, insomma, di quello che è il buon comportamento, ma non è un problema. Fatte le regole, mancano però le sanzioni, è pur sempre campagna elettorale. Non esageriamo adesso, sennò mi toccherebbe pagare multa ogni giorno. E mentre il Veneto piange a Rosolina l'ennesima vittima sul lavoro, il 29enne Luca Domenicali, e nelle ore in cui il Consiglio dei Ministri esamina proprio il nuovo decreto sulla sicurezza sui posti di lavoro, il tema è stato rilanciato nella nostra prima edizione dal candidato del Movimento 5 Stelle alle regionali Flavio Baldan. Ne ho parlato anche con il candidato, con Giovanni Manildo, quello del tema delle morti bianche sul lavoro, non solo giovani ma anche, e qua in Veneto anche e soprattutto, è inaccettabile sotto tutti i punti di vista. È un problema che ovviamente va affrontato dalla parte dei controlli, dal lato Spisal ovviamente sappiamo bene che siamo carenti, ma non so se sia sufficiente questo dal mio punto di vista, perché il mondo del lavoro, per quanto ci siano dei dati sull'occupazione eccetera, è completamente cambiato e abbiamo un eccesso, fra virgolette, per l'andamento demografico di persone che vanno ben oltre gli over 50 eccetera, al di là poi delle situazioni che sono capitate per i giovani in tirocinio. E bisogna capire anche da questo lato qui per le imprese cosa occorre fare, che ci siano persone di 60-65 anni che vanno sopra una gru senza patentini, senza aver fatto, è inaccettabile questa cosa, è evidente che bisogna fare qualcosa di lavoro, soprattutto nella nostra regione che è una tra quelle più importanti, non si può morire. Noi ci fermiamo qui, naturalmente ora le previsioni del tempo, a seguire l'edizione di Venezia. Arrivederci.